Ce la prepariamo una bella focaccia con le noci per queste feste di Natale. Questa qua al centro ci potete mettere del formaggio, dei salumi, la decorate un po' tema natalizio. E questa qua sotto è così. Morbidissima. La dobbiamo preparare. Andiamo. Andiamo. Per questa focaccia ho usato farina zero, ho sciolto il lievito di birra in acqua tiepida con un cucchiaino di zucchero. Aggiungo l'olio. A questo punto aggiungo il sale. Aggiungo le noci. Ecco qua, io copro e fra 15 minuti ci facciamo altre pieghe. Dopo un quarto d'ora ci facciamo 2 pieghe, copro e fra un quarto d'ora ce ne faccio altre 2. Rifacciamo le pieghe dopo 15 minuti. Così. La facciamo riposare 20 minuti. Ecco qua, dopo 20-30 minuti. La mia è stata 30 minuti. Sempre per tempo, eh? La mettiamo qua. La pieghiamo così. La arrotoliamo così. Io ho preso questo stampo qua, questo qua misura 28, ho messo olio di oliva per imburrare. Una volta che l'abbiamo allungata così, senza ci pensare troppo, la mettiamo qua e mo togliamo questo qua. Ecco qua. Ecco qua, io copro e faccio lievitare. È stato 3 ore a lievitare, la lievitazione cambierà da casa a casa, che dipende anche dalla temperatura. Accendiamo il forno 180 gradi statico ed inforniamo. No, vabbè. Io inforno e torno subito. Voi non vi muovete che torno subito. 30-35 minuti ed è pronta.